E dal Production Isole Sparse Renato De Paoli, buongiorno a tutti. Oggi vi presento il libro Odissea di donna di Francesca Lenotti, racconti di storie di vita delle mondine veronesi emigrate in Lombardia e in Piemonte, 1987, tradotto da me in diretta a Renato De Paoli. Partiamo dal capitolo 18, problemi sessuali e fidanzamento. Prima de lasciare ti, me dolce amor, vorrei a vedere i monti e camminar se il giorno il fusse de 48 ore e se de piera diventasse il mare. E come ne sei buteletti, mia mamma non mi ha mai detto niente, però prima che lasciassi la casa di Vigo ho saputo che Adamo l'ha proprio mangiato il pomo, una vecchia Teresina, me la ricorderò sempre. Mi ha detto no, è il pomo, non ha mangiato il pomo. Allora mi ha detto il fatto, tra il dito e il fatto, però veniva fino a 18 anni senza sapere quella roba lì. Ho saputo quando non nasce i fioi a quell'età. Non so quando mia sorella ha avuto un buteletto, mica avrò avuto 12 anni, non sapeva niente. Adesso lo sa che me neodina che ha 3 anni, niente, non sapeva niente. Mi ricordo che ho sentito piangere sto buteletto, allora ho detto, mia mamma, come? Mi pare di sentir piangere un butin. Sì, l'ho detto, perché tua sorella la sa comprare, la sa comprare un buteletto. E mica sono rimasto, ho detto, ma da dove è venuto questo buteletto? Perché se fosse sta di notte, potene dire che era sta la cicogna, ma adesso di giorno, com'è possibile? E non ho visto niente, non ho visto venire dentro nessuno, insomma. Mi ricordo che sono sta incinta, ho sentito sto butin piangere e non sapeva da dove fosse venuto. Erano belle grandine quando avevamo saputo. Mia mamma, nonostante avessimo un pare così orrendo, guai parlare di niente. Se fosse venuta a casa una dei nostri dicendo e tu sentio quella all'incinta, mia mamma la faceva una faccia e la diceva tasi, anche se avevamo 20 anni. Primo episodio.